Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La tragedia nel depuratore di San Vito Lo Capo, morto per le esalazioni un operaio, ha perso la vita anche un soccorritore del 118 mentre cercava di rianimarlo. Nuovo stop ai voli fino alle 2 della notte di Ferragosto per l'eruzione in corso. Chiude anche Comiso fino alle 16. Migliaia di passeggeri rimasti a terra o riprotetti in altri scali e c'è chi attende da 4 giorni un transfer. E caccia all'uomo che ieri con un fucile a canne mozze ha sparato a padre e figlio, ferendoli nel centro di Siracusa. Insegnanti costretti a restituire parte dello stipendio, denunciata per evasione fiscale una cooperativa che gestiva 2 scuole paritarie a Cefalù, coinvolti 150 lavoratori. Gioielleria sventrata con un escavatore a Mazzarino nel Nisseno, ladri in fuga. Oltre 20.000 tra auto e scooter rubati in un anno in Sicilia, maglia nera dei furti a Palermo, seguita da Catania. E Catania, capitale del tango argentino, al via il Catania Tango Festival che richiama da tutto il mondo appassionati e professionisti del ballo più sensuale. Calcio, arrivano i soldi, risolto il nodo fideiussione, il Catania gioca oggi pomeriggio a Parma per la Coppa Italia Maggiore. Dunque ieri il gravissimo incidente nel depuratore di San Vito Lo Capo in cui hanno perso la vita un operaio e il soccorritore che cercava di rianimarlo. Sentiamo Laura Spanò. Non si arrabbiava mai, era di bontà, era quanto da Piange e si dispera la moglie di Francesco Bulgarello, l'operatore sanitario del 118 deceduto ieri mattina dopo aver tentato di salvare, ma invano, la vita a Davide Anselmo di 45 anni, l'operaio che dopo essere sceso all'interno della vasca del depuratore ha accusato un malore stramazzando a terra esamine. Una disgrazia senza uguali, quella che si è consumata ieri mattina sotto gli occhi attoniti di quanti erano arrivati sul posto dopo l'allarme lanciato da un collega di Anselmo. Non è chiaro cosa sia potuto accadere all'operaio dell'azienda che gestisce la struttura in quella vasca, così come non è chiaro se il soccorritore sia deceduto per un malore dovuto al caldo, ieri c'erano oltre 40 gradi, o perché ha respirato esalazioni tossiche. Per entrambi i casi sarà la magistratura ad accertare così è avvenuto. Sul posto i colleghi del soccorritore hanno provato per oltre mezz'ora a rianimarlo, ma invano. La procura di Trapani, che ha aperto un fascicolo, ha disposto l'autopsia sui corpi di Anselmo e Bulgarella. Una prima ricognizione è stata effettuata sul posto dal medico legale, presente anche il magistrato di turno. L'aria è stata transennata e sono stati effettuati rilievi per scongiurare eventuali fughe di gas tossico. Sono intervenuti i tecnici del nucleo specializzati in analisi batteriologiche, chimiche e radiologiche dei vigili del fuoco per misurare i livelli di tossicità nella zona e nella vasca. Presenti anche i funzionari dello Spresale di Trapani. Al vaglio degli inquirenti c'è anche il rispetto delle normative sulla sicurezza attuate nella struttura. La procura in queste ore dovrà anche decidere sull'opportunità di porre sotto sequestro l'impianto di depurazione. E non accenna a diminuire l'eruzione sull'Etna, dove nelle ultime ore si è aperta una nuova piccola bocca che si aggiunge alle 3 fratture da cui fuoriescono le colate di lava che finiscono nella Valle del Bove. Continua anche l'emissione di cenere che da giorni blocca l'aeroporto di Catania, guastando le vacanze a migliaia di turisti. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 2 di domani 15 agosto, ma le disposizioni sono in continuo aggiornamento, tanto che poco fa è stata disposta anche la chiusura fino alle 16 dell'aeroporto di Comiso, che costituiva una valvola di sfogo dove però la cenere ha invaso la pista, cenere sempre messa. In tanti però affollano le strade dell'Etna per vedere da vicino la lava. Andiamo a Fontanarossa, dove per noi c'è stato stamattina Orazio Longo. La vigilia di Ferragosto più nera in Sicilia e a Catania. L'immagine è questa, quella di un aeroporto di Fontanarossa praticamente quasi vuoto, con i voli fermi, non si parte e non si arriva. All'8° giorno di crisi i passeggeri presenti in aerostazione sono per lo più quelli che devono prendere la navetta per il volo dirottato a Comiso, a Palermo, a Trapani o anche alla Lamezia Terme, come si vede dal tabellone. Dovevo partire il primo volo il 10 agosto,
ho fatto tutta la giornata qui, ci hanno fatto salire sull'aereo, ci hanno fatto scendere, riconsegnate le valigie e praticamente senza informazioni. L'ho riprogrammato per il 12 e me l'hanno cancellato di nuovo. L'ho riprogrammato per il 14 sperando in una navetta che mi porti a Comiso. Spera di recuperare qualcosa dal punto di vista economico questa donna che voleva rientrare a Parigi già 4 giorni fa, ma che invece ha dovuto prenotare una stanza d'albergo in attesa della riprotezione del suo volo. C'è poi chi ha fiducia, o quasi, di partire in tempi più o meno brevi. Stiamo scaricando la macchina perché la compagnia aerea ci ha comunicato ieri che ci avrebbe organizzato una navetta per Palermo. Più di 100.000 i viaggiatori che hanno visto evaporare le loro vacanze o parte di esse, danni ingenti all'economia ma anche e soprattutto all'immagine di una città, Catania e di un'isola. Si conta già un crollo delle presenze e delle prenotazioni anche a Siracusa e Taormina. E mentre la polemica impazza dai banchi della politica ai social sulla gestione di un'emergenza, che da più parti non si ritiene più un'emergenza, gestione che in molti definiscono quantomeno da migliorare, il governo regionale chiamato in causa dai sindacati individua soluzioni alternative, come una nave veloce da Reggio Calabria a Catania o autobus aggiuntivi. L'ENAC comunica che sono in atto tutte le misure di coordinamento, monitorando la situazione. Vagliola a spiegare a chi dorme in aerostazione da giorni, però su una cosa si può concordare: qualcuno che vola a Fontanarossa c'è. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. La squadra mobile ha individuato l'uomo che ieri intorno a mezzogiorno ha ferito alle gambe padre e figlio mentre erano al semaforo. Investigatori al lavoro per chiarire il movente. Francesco Aloi. Chi ha sparato adesso ha un volto e un nome. I poliziotti della squadra mobile, infatti, hanno individuato l'autore dell'agguato di via von Platen a Siracusa. Adesso è caccia all'uomo. Tra le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze di chi ha assistito alla scena, chi indaga sta facendo chiarezza sulla vicenda. Il sicario a bordo di uno scooter si è affiancato all'Ape Calesse, è sceso ed ha aperto il fuoco. Bersaglio padre e figlio che erano a bordo, adesso si trovano in ospedale. Il padre, 53enne, sarebbe il più grave, in prognosi riservata. Per colpire i due alle gambe, l'uomo ha impugnato un fucile a canne mozze, prima di darsi alla fuga. Tutto in mezzo al traffico all'ora di pranzo, in una delle arterie più transitate. L'Ape Calesse era ferma qui, al semaforo, vicino al comando dei vigili del fuoco. L'esplosione dei colpi in pochi istanti ha scatenato il panico tra gli automobilisti, prima dell'arrivo di polizia e ambulanze. Il cadavere di una donna è stato trovato a Messina nel cortile di un'abitazione. Si tratta di una quarantenne argentina, Melisa Echeverria. Secondo i primi elementi raccolti, il decesso potrebbe risalire a circa 2 giorni fa, anche se sarà l'esame del medico legale a fornire indicazioni più precise sull'epoca e soprattutto sulle cause della morte. Sembra che la casa dove è stata trovata non fosse la sua e non è chiaro se fosse con altre persone. La Guardia di Finanza incastra una cooperativa scolastica Cefalù che costringeva i dipendenti a restituire parte dello stipendio, coinvolti 150 lavoratori. Emanuela Corsi. Il meccanismo prevedeva il versamento regolare degli stipendi sul conto corrente dei lavoratori. Subito dopo insegnanti e personale amministrativo venivano costretti a prelevare i soldi e a restituirne una parte. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una frode fiscale da 1,5 milioni di euro gestita dalla cooperativa La Rocca, attiva in 2 scuole paritarie, la Scicolone di Cefalù e l'Ariosto di Termini Imerese. Coinvolti 150 lavoratori. La cooperativa gonfiava i propri costi per pagare meno tasse, in più per risparmiare sui contratti spacciava i dipendenti per volontari, incassando contributi pubblici finanziati dall'Unione Europea. I militari della finanza hanno scoperto 1,5 milioni di euro di ricavi nascosti e 660.000 euro di imposte non pagate. L'attività è iniziata dopo l'indagine dei carabinieri che hanno contestato alla presidente del CDA, Patrizia Ficicchia, i reati di estorsione, truffa e caporalato. Quest'ultima accusa annullata dalla Cassazione perché il reato esiste solo nei campi. Le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese l'amministratore della società per il reato di dichiarazione infedele e la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, chiedendo il sequestro preventivo per circa 105.000 euro.
Andiamo adesso a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove una banda ha preso di mira una gioielleria sfondando l'ingresso con un escavatore. Sentiamo Rita Cinardi. Un escavatore usato come ariete, l'ingresso della gioielleria sventrato e i ladri in fuga con buona parte dei preziosi. È la notte di paura vissuta a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove nel mirino è finita la gioielleria Quattrocchi di Corso Vittorio Emanuele. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte. A bordo del mezzo pesante hanno sfondato l'ingresso dell'attività aprendosi un varco tra pietre e macerie. Poi sono entrati nel negozio, hanno arraffato numerosi gioielli e sono riusciti a fuggire. Un assalto violento accompagnato da un boato che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato l'indagine per ricostruire ogni fase del colpo e risalire i responsabili, ma a preoccupare sono state anche le conseguenze dell'impatto sullo stabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco, alcune famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale per consentire le verifiche sulla staticità dell'edificio, da quantificare il valore del bottino e l'entità dei danni. Hanno aggredito un ventenne che li aveva richiamati perché erano ubriachi e creavano fastidio in piazza San Francesco, vicino ai locali della Movida di Agrigento. È successo il 6 agosto scorso. Dopo una lite verbale, il giovane con la fidanzata si è allontanato, ma la coppia è stata seguita dai 3 degli adolescenti, a cui si sono aggiunti amici e familiari. Il branco ha picchiato il ventenne facendolo finire al pronto soccorso. E adesso un'impietosa statistica relativa ai furti di auto. Sicilia terza in Italia dopo Campania e Lazio. Nell'isola il triste primato spetta a Palermo. Tonino De Mana. 15.555.000 automobili, a cui si aggiungono 3.549 motocicli e 1.328 ciclomotori, per un totale di 20.432 in 12 mesi. Non sono i dati delle immatricolazioni, ma i numeri di una impietosa statistica diffusa dal Ministero dell'Interno e relativa ai furti di mezzi, e poco importa se a 2 o a 4 ruote, si rubano e basta. La Sicilia è terza in Italia per furti di veicoli, dietro solo a Campania e Lazio. Limitando l'analisi ai soli furti d'auto, il triste primato spetta a Palermo con 7.393 denunce, con il capoluogo isolano seguito da Catania con 5.709 casi segnalati. Ampia la distanza con le altre province dell'isola: Siracusa 742, Messina 678, Ragusa 324 e Agrigento 248. Chiude Enna con 84 furti denunciati. Palermo e Catania si confermano al vertice della classifica anche per i furti di motocicli, mentre il terzo gradino del podio in questo caso spetta a Messina. Nonostante il numero elevato di sottrazioni, un altro dato che fa riflettere è quello degli automobilisti siciliani che hanno scelto una polizza contro il furto, appena il 15,3%. Tra le possibili ragioni indicate c'è il costo delle tariffe nel mezzogiorno, mediamente più alte rispetto ad altre aree italiane. Un uomo di 39 anni ha perso la vita in un incidente stradale la notte scorsa a Letojanni nel Messinese. L'uomo era alla guida di una Vespa con a bordo una passeggera quando il veicolo si è scontrato con un'automobile, e ieri un 21enne era morto in uno scontro frontale tra 2 auto a Tusa, in provincia di Messina. Sulla provinciale 177 è gravemente ferita anche la donna al volante dell'auto, centrata dalla vettura che procedeva in senso opposto. E adesso parliamo di 2 maxi sequestri di droga a Palagonia e Ispica. Il servizio. Entrava ed usciva da un locale disabitato, rigorosamente chiuso da un lucchetto, dove nascondeva ingenti quantitativi di droga. Un continuo via vai di acquirenti lo ha messo nei guai. Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. I suoi movimenti erano costantemente seguiti dalle forze dell'ordine, che hanno circondato l'area e presidiato alcuni vicoli prima di effettuare il blitz. All'interno del locale sono stati individuati 2 accessi, uno nascosto da una lamiera, l'altro sotto un albero cresciuto nello stabile dove erano interrate 2 casseforti. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati anche i carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, sono stati sequestrati 17 kg di droga tra eroina, cocaina, marijuana e hashish ed oltre 20.500 euro in contanti, probabili provento dell'attività illecita. Da Palagonia ad Ispica, nel Ragusano, dove la Guardia di Finanza di Catania ha rinvenuto e sequestrato 11 kg di cocaina, un bilanciere
bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.250 euro in contanti. 2 le persone arrestate, un 47enne ed un 49enne. La droga sequestrata, al dettaglio, avrebbe fruttato 2 milioni di euro. A casa, tra amici o in spiaggia, manca poco alla vigilia di Ferragosto. Siamo stati a Marina di Ragusa con Veronica Barbarino. Sole, granite, tuffi, ombrelloni e la ricerca di un parcheggio, magari anche all'ombra. Alla vigilia di Ferragosto, Marina di Ragusa registra il boom delle presenze. Tra autoctoni, turisti di prossimità e tanti visitatori in arrivo da Malta, la frazione marinara si prepara a vivere una delle giornate più affollate della stagione. Ma la domanda sotto l'ombrellone di oggi per molti è: come trascorrere la serata più lunga dell'estate? Stamattina mare, spiaggia, sole e pomeriggio piscina fino a oltranza, fino insomma tarda sera. In terrazza con mio fratello, mia cognata e il mio ragazzo. Niente di che. Tu Sara? Io invece a Ferragosto andiamo a festeggiare a Caucana con i nostri amici speciali. Stasera saremo tutti a casa in comitiva, siamo un 16 ragazzi, prendiamo un po' da mangiare da sporto e staremo tutti insieme. E mentre qualcuno ha già le idee chiare, c'è anche chi pensa a una serata più improvvisata. Stiamo parlando proprio di questo, andiamo a vedere. Credo tra amici, sì, spiaggia oppure qualche festa, esatto. Ma a Ferragosto il divertimento deve fare i conti con le regole anche su tutto il litorale ibleo. Niente alcol, contenitori in vetro, lattine, fuochi e tende sulla spiaggia. Divertirsi sì, ma rispettando il mare e gli altri. Si intitola Stasera guido io ed è la campagna della Polizia Stradale per promuovere una cultura della guida responsabile, soprattutto tra i giovani. Sentiamo Orazio Longo. Parlare ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate. Questa sera guido io è la campagna per la sicurezza stradale della Polizia di Stato. Obiettivo: promuovere una cultura della guida responsabile. Personale specializzato sarà presente nei locali aderenti con momenti di dialogo, distribuzione di materiale informativo, proiezione di filmati e un aperitivo analcolico offerto dai gestori delle strutture ospitanti, pensato per rendere la scelta di non bere un'esperienza piacevole e condivisa. Il progetto Stasera guido io che ci vedrà presenti nei luoghi della Movida con test monouso e anche premi per i conducenti più virtuosi, tra i quali il guidatore designato, che è colui che sceglie di non bere per portare a casa sani e salvi i compagni di serata. L'iniziativa nasce dal protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 31 luglio tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione Ania, il Sindacato Locali da Ballo e il Sindacato Italiano Balneari Confederbalneari. Prevenire incidenti e sponsorizzare una guida responsabile e prudente, perché la responsabilità, la prudenza sono i nostri migliori compagni di viaggio. Accanto all'attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade che conducono alle località turistiche. C'è stato un incidente mortale sul lavoro, un 53enne di Gela stamattina ha perso la vita in un'azienda del Siracusano, era arrivato nello stabilimento tra Priolo Gargallo ed Augusta alla guida di un'autocisterna, doveva scaricarne il contenuto ma una volta salito sulla parte alta del mezzo si è seduto forse per un malore ed è caduto giù battendo la testa. Secondo una prima ispezione cadaverica l'uomo è morto sul colpo. Sul caso indaga la polizia. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Ed è morto l'editore e libraio Francesco Flaccovio insieme al fratello Sergio, scomparso nei mesi scorsi, aveva raccolto l'eredità del padre nella conduzione della storica attività a Palermo. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare del Catania Tango Festival. Ha preso il via la 24esima edizione del Catania Tango Festival che richiama appassionati e professionisti di tutto il mondo di questo ballo così sensuale. Manuela Corsi.
5 giorni di lezioni, spettacoli e milonghe sotto le stelle dell'Anfiteatro delle Ciminiere, ma anche esibizioni immersi nel cuore del barocco siciliano. Dal 12 al 16 agosto Catania si trasforma nella capitale del tango argentino con il Tango Festival, giunto alla 24esima edizione. Un grande palco dove si esibiscono tangueros giunti da tutto il mondo e un castellare di maestri che raccontano lo stile e le tradizioni del ballo simbolo di passione e sensualità. Il Tango Festival è stato ideato e guidato da Angelo e Donatella Grasso, pluripremiati a Buenos Aires come migliori organizzatori al mondo. Grandi show serali con i campioni del mondo, lezioni diurne e milonghe al tramonto scandiranno il ritmo fino a domenica 16 agosto, quando la tradizionale Milonga de Despedida darà a tutti l'arrivederci al 2027. E veniamo adesso al concerto a Noto dei Bella Morea, il duo catanese dei fratelli Brunetto che racconta l'anima della Sicilia con riflessioni anche attuali come la fuga dei cervelli. Francesco Aloi. La sicilianità è nelle canzoni dei Bella Morea che stanno vivendo l'estate in giro per l'isola. Ovunque vanno portano sempre una ventata di divertimento ed energia, a ritmo di musica. Qui siamo a Noto, tra la cattedrale e Palazzo Ducezio. Raccontiamo storie. Fabiana è stata la dimostrazione della forza della natura, del coraggio, della forza, la motivazione, dimostrare che nonostante la sua disabilità ha saputo riuscire a intrattenere il pubblico, a ballare e soprattutto a stare bene con se stessa. Durante il nostro spettacolo sono state affrontate tematiche legate al sociale, alla legalità, all'attualità, alla tradizione attraverso la nostra musica. Due fratelli legati anche dalla passione per la musica e dall'amore per la propria terra. Una terra che spesso saluta i propri figli, costretti ad andare al nord o addirittura all'estero per lavorare. Stop, non funziona, andiamoci dalla Sicilia. Non ci offre niente, andiamoci all'estero. Il nostro obiettivo è proprio quello di realizzare momenti musicali che sono originali proprio per attirare l'attenzione del pubblico che sente, ascolta ma riflette e pensa. Ci fermiamoci ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con il Catania che è risolta la Gran Fideiussione. Oggi pomeriggio gioca a Parma. A tra poco. E siamo al calcio, risolta la Gran Fideiussione, il Catania gioca oggi pomeriggio a Parma per la Coppa Italia Maggiore. Sentiamo Sergio Colosi. Finalmente spazio al calcio giocato, risolta la Gran Fideiussione con garanzie economiche, il Catania può pensare alla sfida di oggi con inizio alle ore 18 allo stadio Tardini contro il Parma, valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. Longo potrà inserire indistinte nuovi acquisti, Allegretto e Bruzzaniti, a parte qualche variazione darà spazio a coloro che si sono guadagnati la vetrina di Parma, superando ai rigori il Vicenza. Noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare, di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile. Chi passa il turno affronterà la vincente di Cremonese Sampdoria, sino ai quarti di finale niente tempi supplementari e in caso di parità dopo i 90 minuti direttamente ai rigori. La partita sarà trasmessa in chiaro dal canale 20 di Mediaset. Arbitra Crezzini della sezione di Siena. Sul mercato i nomi caldi sono Di Gennaro, Jimenez e Dini in uscita, Vitale, Rocchetti e Patierno in entrata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, vi auguro un buon pomeriggio e una buona vigilia di Ferragosto. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.